Si è parlato di biodiversità degli aromi in un convegno ad Agrigento. Dopo l'incontro con il Papa, a Comitini verrà celebrata una messa di ringraziamento. I lavoratori metalmeccanici della CGIL di Agrigento allo sciopero regionale del settore. Per la cronaca, ampia pagina con un incredibile episodio nel carcere di Messina. Oggi si presenta al Teatro Pirandello il libro di Andrea Cirino, 3 minuti. Bentrovati da TVA Notizie. La biodiversità degli aromi, usi e benessere in un convegno al Giardino Botanico di Agrigento. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Secondo appuntamento oggi della Via degli Aromi, un giro qui al Giardino Botanico dove si parla di biodiversità. Sì, oggi iniziamo finalmente questo secondo appuntamento per parlare appunto della biodiversità, dell'importanza degli aromi anche nella biodiversità, ed è uno scenario unico questo di ritrovarci in questo luogo veramente magnifico che la città dovrebbe vivere ancora più di quello che conosce. Tra l'altro c'è stato anche questo giro nelle piante dell'orto botanico qui della provincia. Sì, i ragazzi dell'Archeo Club sono stati fantastici, hanno illustrato tutto quello che c'era da sapere in merito a questo splendido luogo. Ci hanno mostrato pian piano, ci hanno portato in giro per questo bellissimo giardino e ci hanno fatto capire quanto è importante sia la biodiversità che anche il luogo. Ci sarà un'altra tappa prossimamente. Siamo quasi pronti per la tappa della degustazione a Casa Barbadoro, dove degusteremo con gli amici i veri prodotti delle erbe aromatiche, l'uso nella tradizione. Sì, oggi possiamo segnare il secondo incontro della Via degli Aromi e quindi questo pomeriggio facciamo un'esperienza molto diversa dove abbiamo portato anche noi i nostri ragazzi, le persone che hanno avuto il piacere di seguirci nel fare un viaggio all'interno proprio della natura, conoscendo ovviamente i tesori della nostra città. Prefetto, un'impressione su questo appuntamento di Via degli Aromi presso il Giardino Botanico del Libero Consorzio? Io rimarco nuovamente, come ho fatto in altre occasioni, che questa è cultura, sono momenti veramente di elevata cultura di cui questa città veramente ne sente l'esigenza e che sta esprimendo in tutte queste occasioni. Quindi questo è stato un momento veramente di alta cultura, in un posto veramente simbolico e unico che io sto scoprendo proprio in questa circostanza. Quindi invito io tutti, non solo i cittadini, a seguire tutte le altre tappe di questo progetto, ma soprattutto entrare in un circuito turistico e fare sì che coloro che visitano questa città possono pure visitare questo sito e inserirsi a pieno titolo anche in un circuito dove le biodiversità in questo sito sono veramente numerose. Si apprende ed è anche un luogo di grande didattica. Presidente, oggi secondo appuntamento della Via degli Aromi hanno scelto proprio il Giardino Botanico. Sì, è stata una scelta ottima che noi abbiamo sposato con piacere perché il Giardino Botanico è un ambiente naturale bellissimo, un ambiente naturale dove veramente ci sono tante piante aromatiche, tanti frutti, c'è proprio quel giardino da visitare, da vedere, da studiare e da fare conoscere. All'interno del giardino c'è anche questa cava di pietra, dove sono state costruite tutti gli edifici della Valle dei Templi, quindi abbiamo millenni di storia e che stiamo cercando di rivalutare perché il giardino dell'orto botanico, il teatro dell'Efebo, affiancato al parco archeologico, affiancato a tutte le altre località che abbiamo in provincia, diciamo che possiamo trasformare questa provincia in un'attività veramente turistica di livello. Quindi non dobbiamo fare altro che farlo conoscere, che parlarne, creare questi eventi come questo di stasera, fare conoscere quello che è l'ecosistema oggi importantissimo
non solo per il nostro territorio ma anche per il pianeta, quindi portare i ragazzi verso questa direzione per fare crescere il territorio, sviluppare l'economia locale e dare dignità a questo territorio che ne ha tanto di bisogno. Guido Bissanti, secondo appuntamento di Via dei Romi qui al Libero Consorzio. Ma è stato un piacere intanto incontrare tanti cittadini, proporre un linguaggio nuovo che viene dalla natura, dalla biodiversità, ma noi dobbiamo essere bravi a trasformarlo in linguaggio anche sociale, e quindi abbiamo visto dai feedback che sono ritornati che c'era una grande soddisfazione. Questo significa che forse il mondo deve iniziare a parlare dei linguaggi diversi e andare verso il futuro. Questo è stato il messaggio. Sì, il secondo appuntamento ci vede nel cuore botanico della città, appunto nel Giardino Botanico di Agrigento, un luogo ricco di storia geologica, ma storia botanica, un luogo ricco di narrazioni che oggi, grazie alle guide di Archeoclub e grazie alla narrazione che vede unite piante e persone e al dottor Bissanti che lo ha narrato in una maniera semplice ma abbastanza completa, abbiamo avuto la possibilità di riconnetterci a un luogo della città molto importante che racconta una cultura profonda, sicuramente da divulgare, da offrire ai turisti e ai viaggiatori esperienziali soprattutto. È stata emessa un'ordinanza dal Comune di Agrigento che riguarda alcune modifiche alla circolazione al Viale delle Dune di San Leone dal 21 al 29 giugno. Si tratta, fanno sapere dal Comune, di modifiche sperimentali. L'amministrazione comunale è pronta a recepire e condividere proposte e correzioni da parte dei cittadini. Dal 21 giugno al 31 luglio, inoltre, sono state deliberate modifiche riguardo la zona a traffico limitato di Via Atenea. Raggiunto l'accordo con i sindacati per l'apertura nei giorni festivi dei siti culturali della Sicilia. Vediamo. Beni culturali, accordo con i sindacati per l'apertura dei siti nei festivi. Scarpinato, raggiunta un'intesa importante. È stato siglato l'accordo tra il Dipartimento dei Beni Culturali e le organizzazioni sindacali per risolvere il problema delle chiusure nei giorni festivi. L'intesa consentirà ai dipendenti di lavorare in più di un terzo dei giorni festivi dell'anno, superando le limitazioni previste dal contratto di lavoro attuale. Una misura necessaria per far fronte alla carenza di personale impegnato nelle attività di fruizione e vigilanza dei siti culturali gestiti dalla Regione Siciliana, evitando così il rischio di chiusure nei giorni festivi. Abbiamo raggiunto un'intesa importante che dimostra senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutte le parti coinvolte, dice l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Grazie a questo accordo salvaguardiamo il diritto dei cittadini e dei turisti di fruire del nostro immenso patrimonio culturale, anche nei giorni festivi, evitando disagi e garantendo continuità nella valorizzazione dei nostri beni. Lunedì a Comitini una messa di ringraziamento per la benedizione del Papa al sindaco in Piazza San Pietro. Vediamo. Lunedì 23 giugno a Comitini la messa di ringraziamento per la benedizione ricevuta dal Papa. Il sindaco Nigrelli per la prima volta racconta il suo incontro privato. Quando gli ho parlato delle miniere e dei carusi che vi lavoravano come schiavi, ho visto che i suoi occhi si sono intristiti e il viso gli è improvvisamente diventato cupo. Mi si è avvicinato e mi ha stretto la mano. Ho capito che ha provato tanta compassione per le tante giovani vite profanate e sfruttate in nome del profitto e della fame di tante famiglie. Per la prima volta Luigi Nigrelli, sindaco di Comitini, parla del suo incontro personale con Papa Leone in Piazza San Pietro durante l'udienza generale del mercoledì. Ha provato tanta compassione, dice il sindaco. Ha capito che ci sono ferite che difficilmente si rimarginano. Per questo ha voluto prendere per mano la mia fascia tricolore e la benedetta. Un gesto reso ancor più solenne perché fatto davanti alle oltre 50.000 persone presenti in quel momento in Piazza San Pietro.
Un gesto che per Comitini tutta, afferma Nigrelli, è una grande grazia, una benedizione che ci aiuterà a vivere meglio il nostro futuro. Un gesto che entra a far parte della storia del paese più piccolo della provincia di Agrigento, elevato al titolo di città per aver fatto sventolare la bandiera tricolore sul proprio territorio già prima dell'arrivo di Garibaldi. Per ricordare l'incontro con il Santo Padre lunedì prossimo 23 giugno, alle ore 19, si svolgerà una santa messa di ringraziamento. Una liturgia alla quale tutto il paese è invitato a partecipare e che sarà celebrata dal vicario della diocesi, Don Giuseppe Cumbo, insieme ai sacerdoti Don Angelo Burgio e Don Giuseppe Anello. Quella di lunedì sarà l'ultima occasione, aggiunge Nigrelli, in cui indosserò quella fascia tricolore. La benedetta il pontefice per far arrivare la sua carezza a tutti gli abitanti di Comitini. Questa fascia ora più che mai appartiene a loro e verrà collocata in una teca che verrà installata all'interno del comune. Così tutti potranno ammirarla, a futura memoria. La data del 23 giugno non è casuale. È il giorno del compleanno del paese. Lo ius populandi concesso al feudo di Comitini dal re Filippo IV al barone Gaspare Bellacera risale proprio al 23 giugno del 1627. Un corteo storico, diretto dal professore Benedetto Raneri, rievocherà l'avvenimento per i 398 anni di vita del paese. Per l'incontro con il Papa a Roma, il sindaco era accompagnato dal suo vice Teresa De Lisi, dal presidente del Consiglio Francesca Salamone, dall'assessore Valeria Saldì, dal funzionario del comune Salvatore Parello e dallo storico Nino Contino. I lavoratori metalmeccanici della provincia di Agrigento della CGIL presenti a Palermo per lo sciopero regionale del settore. I metalmeccanici CGIL di Agrigento in piazza oggi a Palermo, a sostegno della vertenza per il mancato rinnovo contrattuale. Una folta delegazione dei metalmeccanici della CGIL di Agrigento parteciperà allo sciopero regionale indetto per oggi a Palermo, a sostegno della vertenza per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore metalmeccanico. La mobilitazione, promossa da FIOM CGIL Sicilia, coinvolge lavoratori e lavoratrici provenienti da tutta l'isola, che manifestano per rivendicare salari dignitosi, diritti e garanzie occupazionali in un contesto economico sempre più difficile e incerto. Con i lavoratori che prendono parte all'iniziativa c'è il segretario organizzativo Franco Gangemi e Vincenzo Alongi, coordinatore provinciale FIOM CGIL in rappresentanza della realtà produttiva del territorio agrigentino. È fondamentale far sentire la nostra voce, afferma il coordinatore della FIOM CGIL Agrigento. Il contratto nazionale è uno strumento di giustizia e tutela, e non possiamo accettare ulteriori ritardi e rinvii. Saremo a Palermo per chiedere risposte concrete e immediate. La CGIL invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare numerosi per dare forza ad una battaglia che riguarda non solo il presente, ma anche il futuro del lavoro in Sicilia e in Italia. Nel chiostro del Teatro Pirandello alle 18 verrà presentato il libro 3 minuti di Andrea Cirino. A conversare con l'autore ci saranno la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento Enza Gaziano, Anna Puci, direttore del carcere Petrusa, Luigi Mazzocchio, cappellano dello stesso carcere, Stefano Papa, direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterno di Agrigento, Beniamino Biondi e i giornalisti Salvatore Pezzino e Luigi Mula. A coordinare l'evento Domenico Vecchio. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, indagato per presunta corruzione, si difende e dice nulla da temere. Chi riveste questi ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque a dare spiegazioni del proprio operato ed è giusto che si sottoponga con serietà ad ogni analisi della propria attività istituzionale, proprio perché credo che non abbia nulla da nascondere o da temere, e per il grande rispetto che ripongo soprattutto nei confronti di chi è chiamato ad esercitare l'azione di verifica, ho chiesto ed ottenuto di essere ascoltato 2 settimane fa circa, mettendomi totalmente a disposizione di chi indaga per chiarire ogni eventuale singolo dubbio circa i fatti contestati. Ad affermarlo è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che si dice dispiaciuto poiché ancora una volta
C'è stata una fuga di notizie, in una fase che addirittura non vede la conclusione delle indagini. Confido, dice ancora Galvagno, che la magistratura possa valutare con la massima attenzione i fatti contestati. Il primo a manifestare fiducia in Galvagno è proprio il presidente della regione, Renato Schifani. Avendo avuto modo in questi anni di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell'azione politica, così scrive in una nota Schifani, sono certo che il presidente dell'ARS Galvagno saprà chiarire al più presto le contestazioni che oggi risultano semplicemente oggetto di indagine. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura auspico che ogni elemento venga accertato con la massima celerità e chiarezza. Fratelli d'Italia, partito di Galvagno, è intervenuto con una nota di Giorgio Assenza a nome del gruppo parlamentare all'ARS. Ben conoscendolo, siamo certi che il presidente dell'ARS Galvagno dimostrerà la propria totale estraneità rispetto all'accusa che gli viene contestata. Proprio per questo e nel rispetto dell'operato della magistratura, il nostro auspicio è che l'indagine si concluda il prima possibile, in modo da cancellare l'immeritata ombra del sospetto nei confronti di un uomo che nel corso della sua carriera politica ha sempre dimostrato di agire con grande rigore morale all'insegna della massima trasparenza e del rispetto delle leggi. Anche Stefano Pellegrino, a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all'ARS, esprime fiducia circa l'estraneità di Galvagno ai fatti contestati dalla magistratura. Conosciamo da anni, dice, il rigore amministrativo e l'alto senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto l'operato del presidente Galvagno e proprio in virtù di queste qualità siamo fortemente convinti che le accuse rivoltegli non troveranno alcun riscontro nella realtà dei fatti. Pellegrino sottolinea inoltre la necessità di una tempestività nell'attività investigativa, affermando di confidare che le indagini in corso procedano con la massima solerzia affinché la verità sia accertata in tempi brevi e senza pregiudizi. Il rispetto per il lavoro della magistratura va coniugato con l'esigenza di tutelare le istituzioni affinché possano lavorare con dedizione e trasparenza. Apprendiamo dalla stampa dell'indagine che coinvolge il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, le tante inchieste, soprattutto quelle riguardanti il mondo della sanità che negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi amministratori pubblici, ci consegnano un quadro che nuoce gravemente al senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Per tale motivo ci auguriamo che le indagini in corso possano fare chiarezza sulla vicenda con la massima celerità, al fine di spazzar via qualsiasi ombra dell'importante istituzione che Gaetano Galvagno rappresenta. Così invece il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS, Antonio De Luca. Solidarietà di Libera per il procuratore Claudia Caramanna davanti al Malaspina. Questo vile atto di minaccia nei confronti della procuratrice Caramanna ci porta a prenderci il nostro pezzo di responsabilità. Noi non possiamo delegare ad altri quella che è la vita normale di un paese, non è possibile che chi fa bene il suo lavoro e chi cerca di contrastare le mafie su tutte le dimensioni, col lavoro che ha fatto la procuratrice è stato un pezzo importante, venga minacciato in questo modo all'interno del tribunale, all'interno dei suoi spazi di lavoro. Quindi noi abbiamo chiamato la comunità a partecipare, a solidarizzare con la dottoressa Caramanna, perché tutta la comunità deve stringersi attorno a queste persone che nello svolgere il loro lavoro fanno un lavoro preziosissimo di contrasto alle mafie e per la nostra libertà. Sicuramente il fatto di dare delle opportunità diverse ai bambini e alle loro mamme, dare un'alternativa a queste persone è quello che può fare più male alle mafie. Le mafie confiscano la vita delle persone e offrire delle alternative a questa forma di confisca illecita diventa un elemento fondamentale per liberare queste persone. La ricerca di alternative nel lavoro, nella propria vita personale, nell'educazione, nel vivere
è una forma di contrasto alle mafie potentissimo, quindi è questo che fa più paura. Era un atto dovuto perché comunque riteniamo che il suo lavoro sia fondamentale e noi come Libera naturalmente non possiamo che sostenerla in questo momento particolarmente difficile come lo è tutto il suo lavoro. Lo facciamo ovviamente con la anche quotidianità dell'azione della nostra rete organizzativa. Oggi siamo qui anche per testimoniare l'impegno su un programma che è Liberi di Scegliere, l'opportunità veramente nuova di dare un'alternativa alle famiglie, alle madri, ai figli, alle figlie che provengono da contesti mafiosi, quindi insieme la giustizia e le organizzazioni devono per forza unirsi per questo medesimo obiettivo. E veniamo alla cronaca. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di Cammarata, Vito Reina, di 65 anni, è morto in un incidente all'interno di una cava a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Il servizio. Ancora una vittima sul lavoro. È accaduto ieri a Castronovo di Sicilia. Un operaio agrigentino di 65 anni, Vito Elio Reina, originario di Cammarata, è morto in un incidente avvenuto all'interno di una cava a Castronovo di Sicilia nel Palermitano. Il sito è di proprietà di un imprenditore di San Giovanni Gemini. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata travolta da un mezzo meccanico. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Reina lascia moglie e 2 figli. I funerali si svolgeranno 20 giugno nella chiesa madre di Cammarata. Truffa del finto carabiniere. I responsabili sono di Favara e Canicattì. Su di loro indagano i magistrati di Agrigento. Truffa del finto carabiniere. Il personaggio principale dell'intera inchiesta, Luciano Montemurro, 63 anni di Favara, ha scelto il rito abbreviato. Gli altri 2 imputati, i fratelli Angelo e Diego Favata, 58 e 50 anni, di Canicattì, difesi dagli avvocati Calogero Meli e Paolo Ingrao, sono stati rinviati a giudizio e ha preso il via l'approfondimento dibattimentale. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara, hanno disposto una perizia per verificare i contenuti delle conversazioni. Nella lista delle vittime inconsapevoli anche il generale dell'esercito Luciano Portolano, che sarebbe stato da loro indicato come futuro comandante della base militare di Punta Bianca e persino come destinatario delle somme di denaro richieste. Il processo è scaturito dalla presunta maxi truffa su falsi posti di lavoro promessi in cambio di tangenti alla fantomatica base in costruzione a Punta Bianca. Montemurro nelle riunioni con i truffati si sarebbe presentato come cardinale vescovo di Monreale, una personalità di rilievo politico e sociale tale da poter appunto garantire assunzioni. Sarebbero quasi 150 le vittime tra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. I truffati avrebbero versato somme a partire da 2.500 euro per saltare l'esame di assunzione. Associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Ci sono 5 persone fermate. I carabinieri della compagnia di Patti, con il supporto dei militari di Trapani, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto tra la cittadina messinese e Castelvetrano. Il provvedimento emesso dalla Procura distrettuale di Messina riguarda 5 cittadini tunisini di età compresa tra i 25 e i 42 anni, alcuni dei quali residenti nella provincia tirrenica tra Capodorlando e Patti. Il fermo è stato disposto a causa del pericolo di fuga e di un quadro indiziario grave nei confronti degli indagati, accusati di associazione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata anche dalla presenza di armi. Le indagini hanno inoltre riguardato un episodio di sbarco di migranti clandestini, avvenuto la sera del 12 giugno sulla costa trapanese. Gli atti di fermo, sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria di Patti e Marsala, sono stati eseguiti dall'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli stessi indagati. Successivamente i fatti saranno valutati dal GIP di Messina, che ha competenza territoriale. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Messina e delegata ai carabinieri di Patti, ha permesso di accertare l'esistenza di un'associazione criminale dedita alla commissione di vari reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
L'organizzazione, secondo l'accusa, avrebbe organizzato, dietro pagamento da parte dei migranti, traversate in mare con gommoni dalle coste tunisine a quelle siciliane. In particolare, nella notte del 12 giugno, gli indagati avrebbero trasportato illegalmente circa 20 migranti fino al litorale trapanese. Dopo lo sbarco, i migranti, tra cui 2 donne e 5 minori, sono stati individuati e rintracciati dai carabinieri delle compagnie di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, che hanno operato in stretta collaborazione con i colleghi di Patti. Gli stranieri sono stati soccorsi e trasferiti al centro di permanenza per i rimpatri di Trapani, dove sono stati sottoposti a controlli sanitari e procedure di identificazione. L'indagine ha anche permesso di delineare la struttura organizzativa dell'associazione, evidenziando i ruoli dei singoli componenti e la disponibilità di armi. Tra le persone in custodia cautelare figura anche un 31enne tunisino che ricopre il ruolo di scafista e che il 9 marzo 2025 era evaso dal carcere di Barcellona. Non spettava all'Italia e dunque neanche all'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini concedere un porto sicuro alla Open Arms, la nave spagnola che nell'agosto 2019 aveva soccorso oltre 100 migranti nel Mediterraneo. E questo il cuore delle motivazioni con cui il Tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini delle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, ponendo fine così a un processo durato 3 anni, frutto di una inchiesta iniziata 5 anni fa e al centro di un acceso dibattito politico e giuridico. Nell'estate del 2019 la nave umanitaria della ONG spagnola Proactiva Open Arms aveva soccorso in acque internazionali diverse decine di migranti, nonostante le richieste di un porto sicuro e le polemiche anche all'interno dell'esecutivo. L'autorizzazione allo sbarco in Italia fu negata per giorni dal governo guidato da Giuseppe Conte, con Matteo Salvini al Viminale. Il via libera arrivò solo dopo l'intervento della Procura di Agrigento, che autorizzò lo sbarco per motivi umanitari. Per la Procura di Palermo quel ritardo avrebbe costituito un sequestro di persona nei confronti dei naufraghi rimasti a bordo e un rifiuto di atti d'ufficio, accuse pesanti per le quali era stata chiesta la condanna del leader della Lega a 6 anni di reclusione. Ma il verdetto emesso a dicembre scorso e di cui ora si conoscono le motivazioni ha portato alla soluzione piena. Secondo i giudici non esisteva un obbligo giuridico in capo all'Italia né di riflesso al ministro Salvini di concedere un porto sicuro alla Open Arms. La norma su cui si fondava l'accusa è, per il collegio, vaga e poco cogente e pertanto non idonea a sostenere le contestazioni penali. Determinante per il Tribunale è il fatto che il Centro di Coordinamento per il Soccorso Marittimo spagnolo avesse preso parte anche solo inizialmente alle operazioni, rendendo la Spagna lo stato di bandiera della nave, il referente primario per l'accoglienza. Inoltre Malta, rifiutando la presa in carico dei migranti, avrebbe esplicitamente indicato Madrid come unico interlocutore responsabile. Matteo Salvini ha accolto con soddisfazione le motivazioni, ribadendo la propria linea. I giudici hanno confermato che difendere l'Italia non è reato, rilevando l'ostinazione e l'arroganza di Open Arms, che ha fatto di tutto per venire in Italia, scartando tutte le altre alternative che erano più logiche e naturali. Il leader leghista ha poi criticato il costo del procedimento. La soddisfazione per la decisione dei giudici di Palermo non cancella l'amarezza per un processo lungo e costoso. È il risultato dell'odio politico della sinistra contro di me, ha concluso ancora l'attuale ministro dei trasporti. Linea alla regia per la pubblicità, torniamo con altre notizie, anche di cronaca. Incredibile gesto di un detenuto nel carcere di Messina che sputa in faccia alla direttrice per contagiarla. Il servizio da Messina. Un detenuto, affetto da HIV ed epatite, ha sputato sangue sul viso della direttrice del penitenziario con la volontà di trasmetterle le sue malattie.
Questo atto insensato è avvenuto 2 giorni fa nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Successivamente, egli ha anche attaccato le forze dell'ordine intervenute per ristabilire la calma. La notizia è stata riportata dall'AFP CGIL in un comunicato firmato dal segretario generale, Francesco Fucile, e dal coordinatore provinciale, Giovanni Spanò. Quest'ultima esprime piena solidarietà e supporto agli agenti feriti e alla direttrice della struttura, elogiando la loro capacità di gestire l'emergenza, anche a rischio della propria sicurezza. Questo nuovo episodio di violenza, dichiarano Fucile e Spanò, è un chiaro segnale di allerta. Il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto si è trasformato in un ambiente di conflitto, con condizioni di lavoro insopportabili, personale insufficiente e strutture inadeguate. Di conseguenza, l'AFP CGIL richiede l'immediata attivazione di un'ispezione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, così da identificare tutte le problematiche e adottare misure necessarie senza indugi. Presentata a Palermo la 10ª edizione di Lampedusa Amore. Vediamo di che si tratta. Quest'anno la 10ª edizione. Sì, ne abbiamo fatta di strada dal 2016 quando abbiamo iniziato questa avventura e questa sarà una edizione molto particolare, un'edizione diciamo così large perché sarà ancora più ricca di contenuti, di presenze, di personalità. Intanto la grande novità è che dai tradizionali 3 giorni passeremo quest'anno a 6 giorni, quindi sarà quasi un'intera settimana di cultura, di scambi culturali, di spettacoli, di giornalismo. E poi un'altra chicca che ci piaceva da anni, che abbiamo inseguito, quest'anno finalmente realizzeremo, una delle serate sarà realizzata a Linosa. Così per far sì che questo sia veramente un festival delle Pelagie, coinvolgendo anche l'altra isola, che più volte ci aveva chiesto di raggiungerla, di proporre uno spettacolo anche lì, e quest'anno lo faremo e sarà il 7 luglio, data di inizio della manifestazione che invece si concluderà il 12 luglio. Ci sarà tanta musica, da Mario Biondi a Mario Incudine a Lello Analfino, tanto teatro, delle mostre, un convegno, tante altre personalità come Diego Bianchi di Propaganda Live, che ci viene a trovare, farà degli incontri e parteciperà anche al convegno, il teatro di Salvo Piparo, di Viola Graziosi, di Davide Coco e tanto altro ancora, in una kermesse che vuole mandare soprattutto in questo momento un messaggio di pace, di fratellanza e di amicizia. Ecco, anche un importante riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale con l'intitolazione di una strada. Sì, il comune di Lampedusa quest'anno ci fa un bel regalo che ci emoziona, ci coinvolge, perché il giorno 8, il giorno in cui 10 anni fa è scomparsa Cristiana, sarà appunto inaugurata una via intitolata a Cristiana, un ringraziamento per il suo amore nei confronti di quell'isola e per essersi spesa anche giornalisticamente in quel luogo unico. Domani allo stadio di Lentini, in provincia di Siracusa, si svolgerà il primo memorial Margaret Spada, la ragazza di 22 anni deceduta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. Per ricordare la giovane è stato organizzato un triangolare di calcio femminile aperto al pubblico. L'appuntamento è per le 16:30 di domani allo stadio Ancelino Nobile di Lentini. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.